Presentazione ad Adria della Notte Verde, 15 luglio, siamo con Lamberto Cavallari, col presidente della Croce Verde Sturaro. Allora, 111 anni di Croce Verde. In questi anni cos'è che dovete ricordare di più? Lo chiediamo naturalmente prima al presidente. Dobbiamo ricordare che la Croce Verde è stata fondata nel 1911 perché c'era un'epidemia di colera e quindi un gruppo di cittadini si è unito volontariamente per soccorrere gli altri per l'epidemia anticolerica. 111 anni di storia, poi non bisogna dimenticare nel 1918 l'epidemia di spagnola, che anche la Croce Verde anche lì si è ulteriormente rafforzata, e 111 anni di storia della città praticamente, perché bene o male tutta la città, tutti i cittadini hanno avuto a che fare sia nel bene che purtroppo anche nel male con la Croce Verde, perché o sono stati volontari o parenti di volontari, oppure hanno avuto bisogno per i trasporti, per delle emergenze, eccetera. Quindi la Croce Verde appartiene alla vita della città, cioè fa parte del tessuto proprio della città di Adria. Lamberto Cavallari, lei ha presentato questa serata proiettata verso i giovani. Com'è difficile avvicinarsi al mondo dei giovani e quanto è importante anche queste cose per avvicinarsi? Guarda, avvicinarsi al mondo dei giovani non è difficile, bisogna avvicinarsi dandogli fiducia, sapendo che sono il futuro e soprattutto accettare le regole dei giovani. Molto spesso noi tendiamo ad accettare i giovani ma tendendo a imporre le nostre regole, no? E la situazione è la stessa di quello che facciamo noi con i nostri nonni, no? Tendiamo a difenderci. Noi abbiamo fatto la scelta di affidarci ai giovani, discutere con i giovani e lasciare che siano loro che creano questa serata, per cui è stato in realtà estremamente facile perché la stanno gestendo loro, noi controlliamo quella che è la parte diciamo più della sicurezza, dei permessi, però è una serata dedicata ai giovani, creata dai giovani. Ecco, sempre presente per quanto riguarda il volontariato la Croce Verde. La domanda standard e classica: quanto è importante il volontariato, il terzo settore in Italia in questo momento in particolare? Guarda, io ho avuto modo di vedere anche diverse sfaccettature del mondo del volontariato in questi anni in giro per l'Italia e credo che questa pandemia abbia dimostrato una cosa innanzitutto, che i giovani quando c'è un'emergenza ci sono fluidi, magari non stanno nei periodi ordinari all'interno delle associazioni, ma ci sono nei momenti di criticità delle grandi tragedie nazionali come è stato il Covid. Moltissimi sono stati quelli che sono avvicinati a Croce Verde in questi mesi, in questi anni, ed è anche un modo di ringraziarli loro con questa festa. Quindi è proprio, sono stati parte della società più di quello che noi crediamo.